È il quarto pitbull ferito e con orecchie mozzate, catturato in una settimana tra le vie di Agrigento, fenomeno che lascia sospettare la diffusione crescente di un pericoloso business, quello delle scommesse clandestine che ruotano attorno ai combattimenti tra cani. Il pitbull di grossa taglia domenica scorsa ha minacciato residenti e passanti della zona del quadrivio Spinasanta ad Agrigento. L'allarme è arrivato attorno a metà pomeriggio ad avvertire le forze dell'ordine un cittadino che, una volta notato l'animale a girarsi indisturbato per le vie del quadrivio senza guinzaglio né museruola, non ha esitato a chiamare il 113. Sul posto sono subito intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Agrigento, diretti dal comandante Cosimo Antonica e dall'ispettore Alfonso Bongiorno, e gli uomini della Polizia di Stato guidati dal commissario capo Alfonso Cesarano, i quali sono subito riusciti ad avvistare il cane non distante dal luogo della segnalazione. Ma quello di domenica scorsa, come detto, è il quarto caso in poco più di una settimana. Pochi giorni prima, infatti, nella zona dello stadio Esseneto sono stati catturati 3 pitbull, uno dei quali ha letteralmente sbranato un piccolo Yorkshire sotto gli occhi terrorizzati della padrona. Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra antirandagismo della Polizia Municipale di Agrigento, che hanno catturato il pitbull rinvenuto in mezzo alla vegetazione, carcasse di altri animali, soprattutto gatti, fatti a pezzi. Negli ultimi mesi nell'Agrigentino si sono registrati numerosi furti di Doberman, pitbull e Rottweiler, fenomeno che lascia spazio all'ipotesi di un pericoloso giro di lotte clandestine tra cani di grossa taglia. Tutto ciò lascia infatti pensare che anche ad Agrigento ci siano luoghi adibiti a vere e proprie arene dove far lottare i cani con un pubblico di scommettitori. Dopo i combattimenti, poi, con buona probabilità gli animali feriti verrebbero abbandonati pericolosamente per strada. Gli investigatori, intanto, di concerto con la Procura della Repubblica di Agrigento, hanno deciso di vederci chiaro e hanno aperto un'indagine contro ignoti che sfrutterebbero e maltratterebbero gli animali per scopi illeciti.